Ancora a cavalli di 3 anni, questa volta solo femmine, 2 ritiri, quelli di Fairy Tail Home e Fuera, Ferragni di VS, Favilla Jet, Freccia Prat, Fendi dei Veltri, Fenice dei Greppi, Femme Fatale, sì, Flash Rouge e Fight Fox dei Veltri. Questo è lo schieramento. In chiusura favori per Flash Rouge e Fendi dei Veltri, macchina che stacca con la velocità di Freccia Prad, che va a condurre, però si getta di galoppo e lascia in testa così Numero 4, Freccia Prad, squalificato. Favilla Jet. Favilla Jet conduce sulla prima curva, completa i 200 iniziali in 15,3 e sposta presto al suo esterno però Fendi dei Veltri, che va a chiedere e a ottenere probabilmente strada. Passa a comando quindi Fendi dei Veltri. Favilla Jet lascia sfilare l'avversaria, terza posizione per Ferragni di VS. Tanto ha sbagliato anche Flash Rouge. E i primi 600 in 45,8 con comodamente al comando Fendi dei Veltri nei confronti di Favilla Jet e Ferragni di VS. Quindi a seguire sono Femme Fatale, poi Fenice dei Greppi che sposta all'esterno e poi anche Fight Fox dei Giovi che la segue. Dopo 800 metri in 1 minuto e 9 decimi si mantiene al comando Fendi dei Veltri. All'esterno ora arriva Fenice dei Greppi che va all'attacco e sembra poter passare facile a 500 dalla conclusione. In difficoltà Fendi dei Veltri, paletto dei 400 metri con parziale in 14,3, in vantaggio Fenice dei Greppi, inseguita da Firefox dei Giovi, poi anche Ferragni di VS, mentre è rimasto chiusa la corda Favilla Jet, retta d'arrivo con Fenice dei Greppi largamente in vantaggio su Firefox dei Giovi. Ultimi 80 metri di gara con Fenice dei Greppi che vince a grossa quota. Secondo posto per Firefox dei Giovi, al terzo chiude Ferragni DVS, 1,14,8 il ragguaglio conclusivo, con 29,5 a chiudere, 30 per i penultimi 4, 59,5 gli ultimi 800 metri. Bel primo piano per Fenice dei Greppi, che aveva sbagliato, crediamo, l'ultima volta, stavolta invece scatta bene agli 800 finali e poi va su Fendi dei Veltri che cala a distanza a traguardo lontano e vince comunque molto molto netto. Fenice dei Greppi, Maurizio Cheli che raddoppia così immediatamente il successo ottenuto con l'altra puledra Fujiko Font, questa volta però per conto di Adrian Gioni e del signor Davide Zanetti.